Man's World. Veneziano. Allora ragazzi, Leeds United, West Ham, Helen Road, 13 dicembre 2014. Ragazzi, oggi siamo partita fondamentale, West Ham è decimo, noi ottavi, se vogliamo andare in Europa, fare un miracolo il primo anno di Premier League, dobbiamo veramente vincere queste partite. Oggi difesa solita titolare, centrocampo rientra Nobel con De Bruyne e Ledley, Ocampo Starapt, le due fasce, un po' di riposo per Boga e Benteke in attacco. Leeds West Ham, le partite da vincere ragazzi, queste sono le partite da vincere. Siamo contro il West Ham di Andy Carroll, di Downing, di Nolan e di tanti buoni giocatori. Vai ragazzi. Per favore, sono queste le partite da portare a casa. Occhio a Carroll, marchiamolo bene perché sui calci, ho fatto anche l'allenamento sui calci piazzati, infatti. Andiamo di offensivo, energico, in bocca al lupo ragazzi. Aspetta, mettiamo l'audio che l'ho levato perché ho giocato anche col Bode online. Da wing goal, traversa incredibile fortuna, mamma mia che rischio, che rischiata ragazzi, che rischiata. Gol della Aston Villa a Liverpool. Vai Taarabt se ne va, deve ancora dimostrare qualcosa. Nobel, Benteke, fuori. Mamma mia Benteke, peccato. Dai ragazzi. Stiamo pressando, ma dobbiamo trovare il gol, porca puttana. In casa con queste squadre dobbiamo vincere se vogliamo sperare in un miracolo Europa League. Vai Grimaldo. Questo giocatore, questi giovani scoperti del Cumendone, vediamo se diventeranno veramente fortissimi. Ocio no, dormita generale, mamma mia, il nostro portiere ragazzi, ha fatto un altro acquisto inaspettato, ma veramente un gran portiere. Dai fioi. Fine primo tempo 0-0 tra Leeds e West Ham. Vai ragazzi, proviamoci. Per il momento non facciamo cambi, però un primo tempo veramente avaro di soddisfazioni. Dai raga, dai! Sessantesimo, ancora niente da fare i cambi. Mamma mia, malissimo, però veramente una partita orrenda per il momento. Timo Werner. Poi mettiamo il piccolo Boga. E basta, teniamoci l'ultimo cambio per gli ultimi minuti. Dai ragazzi, dai, crediamoci però, sveglia. Neanche un'azione. E siamo in casa. Ocio. Bravo portierone, dai. 70esimo. Noble, Cracker Doria, Liz, De Bruyne, Ocampo, Lucas, Grimaldo, De Bruyne, Ladley, Ocampo, si testa qualcuno, c'è Boga! Il piccolo Boga, appena entrato, i cambi del Cumendone funzionano quasi sempre. E vai, Jerem, Boga! Attenti adesso, no, non esaltiamoci subito. Gol, grande portiere. Dobbiamo esorcizzare tutto, sempre. E gol. 74esimo. Ragazzi, per piacere, portiamola a casa, una vittoria pesantissima. Vai Jerem. Vai Ocampo di testa. Nobel Mark! Nobel! 2-0 Leeds! In 7 minuti cambia la storia della partita. Oh Leeds United, Nobel, Cracker Doria, Ladley vede Grimaldo per Ocampos, Boga, mamma mia, Boga ragazzi, che acquisto anche Boga però.
Il Cumendone ha trovato dei giocatori incredibili. Nobel è molto molto stanco però, eh. Dai, che ci stiamo riprendendo dopo un inizio di campionato difficile con tanti pareggi. Dai che andiamo a casa, dai che andiamo a casa con 3 punti. Werner, De Bruyne ancora. Lees, il piccolo Lees. Ladley di Grimaldo. Campos ha ancora scatenato il Leeds. Grimaldo, Werner, Timo! Werner! Mamma mia, che sostituzioni cumendiane. Le ho azzeccate tutte, ragazzi. Che cumenda. Altro che lo Special One, lo Special Cume. Lo Special Cume. E finisce 3-0 Leeds. Ciao ciao West Ham. E si gode. Bella vittoria, ragazzi. Vediamo la classifica. Siamo all'ottavo posto a 27, ma vicinissimi al Southampton. Benissimo, benissimo, benissimo. Quarti di finale di Capital One Cup. 17 dicembre 2014. Helen Road, Leeds, Arsenal. Ragazzi, ho voluto confermare la squadra del secondo tempo contro il West Ham, perché ha giocato veramente bene. Speriamo, Fiori, l'altro anno siamo arrivati ai quarti, siamo usciti contro il Tottenham, vediamo se quest'anno riusciamo a fare meglio. Sarebbe bellissimo, però abbiamo già battuto il Manchester United, quindi già un avversario bello tosto. Sarebbe bello portare a casa anche la vittoria contro l'Arsenal. Vediamo, nella vita tutto è possibile. Comunque siamo il Leeds United, quindi non una squadra un po' di merda, allenata dal Cumendone, quindi ancora di più devastanti, devi andare di contropiede come abbiamo giocato con lo United. Buona fortuna ragazzi. E andiamo. Leeds Arsenal. Nobel, back. C'è il gol di Grimaldo! Grimaldo! Grandissimi Fiori, grandissimi. Calma ragazzi, calma. Mamma mia, no Fiori, sarebbe bello arrivare in semifinale, nella mitica semifinale. Attenzione. Richards. Bravo Ladley, che Leeds, Nobel, vede back, Boga, gol di Ocampos! Lucas! Oh, Campos! Stiamo buoni, stiamo calmi, stiamo... È la coppa meno prestigiosa d'Inghilterra, però arrivare in semifinale sarebbe un sogno. Attenzione Ladley, Ocampos fuori! Comunque Leeds ha fatto un turnover, l'ho visto, devo essere sincero, ha messo in campo un po' di riserve, però c'è Osil, Shaqiri, comunque Walcott, beh insomma, cioè, giocatori di pezzi da 90 ce ne sono, eh? Dai che la tattica Leeds deve funzionare, Doria, Cracker Doria, De Bruyne, Nobel, il contropiede lizzoniano, Vaghi incontro, bravo, Nobel, Boga, Boga per Ladley ancora per De Bruyne, Alice, Doria, De Bruyne, Mark Noble, Beck, questa è l'azione, il blitz che voglio, Boga, palo, non ci credo, era il 3-0, non ci do not parole, Boga, mamma mia che sfiga, Beck, De Bruyne, Beck vede Timo, De Bruyne, Boga, gol di Boga, spacca le mani a tutti, è il portiere. Mamma mia che Leeds, 3-0 con l'Arsenal, attenzione, calcio bailado, non ci credo neanche Fiori. Bravi, Boga ragazzi, Boga, super fantaboga, madonna non ne ho azzeccati. Ho azzeccato gli acquisti, Austin per Ladley. E abbiamo anche, c'è parecchia gente stanca. E Young ambigua. Vai. Vediamo cosa combina il piccolo Young ambigua. Perché sono tutti piccoli i miei giocatori. Come l'ha definita Mourinho, una squadra di giovanotti che però intanto stanno dimostrando tante belle cosette. Summer. Rinvio bellissimo. Timo. 4-0 Leeds. Timo Werner. Arsenal annichilito. Pensano anche Richards. Che sporo mi fio. Cioè, no, li hanno tutti fio. No, bravo. No ragazzi, questa è la partita perfetta del Leeds.
Io non ho parole. Io non ho parole. Oh Leeds United, oh Leeds United, oh Leeds United. Attenzione, Werner, 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 Werner. Vedi Yagambiwa, Yagambiwa! Mamma mia! Attenzione, poteva essere 5-0. Un Leeds sontuoso e giocando in contropiede, ragazzi, stiamo facendo un merdone. Questa è altra cosa da sottolineare, onestamente. Guarda che roba, guarda che voti che hanno i miei giocatori. Sagna, Ramsey. Bentner, 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 Bentner. Bravissimo portiere. Dai, Fioi, dai, Fioi. Bravi, bravi, si va a vincere. Cioè, ragazzi, io non ho parole, faccio che fatica a commentare. 4-0, semifinale per il Leeds. Lo Special Cube continua a dominare. Peccato per l'inizio di campionato, ma d'altronde dovevo anche fare l'intesa con la squadra, ci sta. Grande Boga, siamo in... Allora ragazzi, siamo Leeds Newcastle, l'altra partita da vincere. Come si dice, ho levato De Bruyne e Noble che sono distrutti, ho messo Kramer e Ostrich, un centrocampo bello, cazzuto dal punto di vista cioè a livello muscolare, tre incontristi belli cattivi. Per il resto squadra confermatissima, perché da queste due partite qua, cioè, squadra che vince non si cambia. Quindi sinceramente andiamo, 20 dicembre, siamo verso Natale, quindi se in Italia ci si riposa, in Spagna, in Italia e in Inghilterra si gioca alla grande. E niente, Fio, andiamo. Sarebbe importante fare gli altri 3 punti perché sì, perché comunque quello che non voglio dire una cagata, ma forse se vinci la... Ah ragazzi, Carling Cup, cioè in Capital One è arrivato il Cardiff, quindi la finale è veramente a un passo. E secondo me, cioè, adesso non mi ricordo, che sono un po' una pippa, sono un attimo che non mi ricordo, tanto proviamo contropiede. Vediamo se con le piccole funziona. Cioè, vai in Europa se vinci la Capital One, contando che il Chelsea non è sicuramente o in Champions, così forse con la finale sarei già in Europa, però non mi ricordo, devo guardare sinceramente. Piccolo dubbio cumendiano. Non mi ricordo se vai in Europa con la FA Cup o con la Capital, però mi sembrava con la Capital. Vabbè, comunque contro il Cardiff si può e si deve vincere, eh. Il Sisso. Dai, vediamo col contropiede con le squadre diciamo meno forti. Spero di aver fatto una cagata. Bravo Ladrey. Ah, la perde, Rodriguez. Il coloccio, bella di Damiao, gol. Mamma mia, che palo. Che palo, ragazzi, e che cool. Che cool. Dai, Leeds. Dai, Leeds United. Dai, Leeds United. Werner vuole rubare il posto a Benteke, l'acquisto più costoso del Leeds, che sta giocando bene, però quando Werner è in forma è un giocatore straordinario, che però questo primo tempo, niente, con contropiede ho regalato un tempo, questa è la sensazione, questa essere la sensazione. Da fare qualche cambio, forse sono anche stanchi i giocatori, la mettiamo Benteke e Adel Tarabt, vai. Anche Ocampos è stanco. I giocatori sono un po' stanchi, eh. Su Tour de Force questa settimana... No, Werner... No, Ocampos si è fatto male. Porca l'avevo detto che era stanco. L'avevo detto. E chi cazzo mettiamo? Bisogna mettere De Bruyne, che se non è proprio il suo ruolo... Cioè sì, può giocare, però... No, ladri infortuna... No! Ma meno male. Però siamo messi malissimo, ragazzi. Oddio. Siamo messi molto male. Momento difficile. Momento veramente difficile adesso. 62esimo. Ocampos infortunato, non è stato in campo. Ladla infortunato.
Brutto momento, cerchiamo di sfangarla, sfanghiamola. Niente, non riusciamo a fare un'azione. Porca troia. Pioi sveglia. Ai ai ai. Male, molto male. Dai, l'ultimo minuto, ti prego, sarebbe bello. Sarebbe un godimento meraviglioso. Niente da fare, Krul para. Pareggio un po' fastidioso, ma oh, ragazzi, questo è il calcio. Ci sta purtroppo. Bravissimo Grimaldone. Grimaldone, vedo Campos. Ma che è finita, è finita. 0-0 tra Leeds e Newcastle. Peccato. Non una gran partita. Aggressiva, non siete stati abbastanza bravi, mi dispiace. Siamo al 7° posto, a 28 punti, devono ancora giocare le altre chiaramente, e non benissimo. Ma buon raga, un saluto dal commendatore veneziano, siamo comunque in corsa per tutto ancora e possiamo arrivare ai finali di Capital One. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.